Con i medici di base invece bisogna dialogare. C'è da dire che il dialogo oggi e il confronto oggi non si basa sul contratto che loro hanno firmato con noi, perché non mi risulta che non sia rispettato. Potrebbero aprirsi spiragli sul confronto acceso fra le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e la Regione dopo i 2 giorni di serrata degli ambulatori contrassegnati dai disagi inevitabili per i pazienti da un lato e lo scambio di accuse dall'altro. Oggi il Presidente della Regione conferma che la ripresa del dialogo con i medici di base, che definisce parte integrante della squadra dei medici della sanità del Veneto, deve essere ricercato perché al primo posto c'è la salute dei cittadini veneti e null'altro di più. Non getto la spugna rispetto a questo dialogo. Guardi, posso anche aggiungere che altri al posto mio avrebbero evitato questo dibattito in piena campagna referendaria. Io invece ho detto è giusto che ci sia. Certo, al numero 1 di Palazzo Balbi non è piaciuta la campagna contro, a prescindere. Non è bello vedere negli ambulatori in questi mesi aver visto manifestini nel quali si davano praticamente degli incapaci alla Regione nella gestione della sanità. Sul fronte della ipotesi di mettere sotto il cappello delle ASL anche i medici di base arrivano distinguo, svolgono funzioni e ruoli diversi, dice il direttore generale della Serenissima, che però auspica. È importante che ci sia tra il medico di medicina generale e il medico ospedaliero invece un'integrazione, questo sì, forse a volte questo manca.